Amici e amiche della pallina vulcanizzata, il più cordiale buon mercoledì sera e ben collegati in diretta con la pista del Palladio di Valdagno per il posticipo della 17ª giornata del 100° campionato Serie 1 di hockey pista stagisce Mark Gual. Un Gual velenosissimo qui, Ojeda prova ad andare via, Ojeda sul lato, poi si accentra Ojeda, gli dice di no proprio Ricky Gnata. Diciamo, attenzione qui intanto Giuliani va 1 contro 1 con Gnata, cerca il numero di guardarla sfilare, Fede Ambrosio fa tutto lui e poi Bruno Sgaria dice di no. Valdagno con Rubio, Motaran, Ojeda e Giuliani, là il palo di Motaran, ancora Gual per Ambrosio, velenosa ancora da giocare, ritmi che rimangono alti ed interessanti, pallina che finisce. Non si capisce. Attenzione invece dall'altra parte sulla ripartenza. Eric Torner può caricare la botta nel 7 con Giuliano Giuliani. Gran pallina per Fede Ambrosio. Qui è entrato Nadini. Proprio Mark Gual, sempre presente attacco difesa per questo. Eccolo lì! E dentro l'assist di Xavi Rubio. Vediamo a chi verrà assegnato. Ojeda, attenzione perché ancora Garcia. Scusate, Torner. Eric Torner, non puoi lasciare un metro a azione. Ojeda che ruba pallina, va da solo in mezzo a due. Ojeda recupera Motaran, può caricare il tiro, attenzione Giuliani. E anche la tensione in campo. Davide Motaran che ci prova, adesso qui Eric Torner va a segnare, perde palla Valdagno. Il gol di Eric Torner a porta vuota.